nasce a Roma. Guardate che i padri del barocco sono stati i gesuiti. Perché è così ricco, sovraccarico? Ha due scopi l'edilizia barocca: dimostrarci la gloria di Dio e la potenza della Chiesa di Roma. Se voi entrate nelle chiese protestanti, sono nude. Le chiese barocche della Controriforma, che è la risposta cattolica ai protestanti, è invece uno sfarzo. Due gli scopi, lo ripeto: manifestare nell'architettura la gloria di Dio e la potenza della Chiesa. Ciò ci riescono. Chi fa una roba del genere non può essere un mordefame. Ci siamo? Dopo il barocco ci vuole stupire. Lo stile rinascimentale ci mette a nostro agio. Siamo i padroni del mondo, con tutta serenità. Il barocco ci vuole stupire, ci vuole cogliere di sorpresa. Quando noi entriamo e le pupille sono ancora un po' chiuse per via del sole, guardiamo i drappi sopra il pulpito e diciamo che Damasco era la luce. Poi le pupille si allargano e ci rendiamo conto che è tutto marmo, che sono incassi di marmo. Guardate persino i fiocchi, ma non è mica finita qua. Fra poco io vi mostrerò un tappeto che per fingere di essere vero ha persino le pieghe. E noi lo guardiamo e diciamo: ah, guarda che bel tappeto.